primo pensiero può sembrare strano, ma il mio primo pensiero va a un signore che io non conosco. Non conosco Emanuele Vezzù, che si è suicidato, un imprenditore che si è suicidato. E se penso che proprio nella provincia, nel Veneto, in questi ultimi anni, il Veneto ha avuto il più alto numero di imprenditori che si sono suicidati, proprio anche per un senso di responsabilità, perché hanno visto crollare l'economia, i loro investimenti, il lavoro per le persone. Io non lo conosco. Ho letto sui vostri giornali di quest'uomo che si è tolto la vita, perché è un paese questo qui che si sta impoverendo tutti, perdendo delle persone che hanno speso la loro vita per dare dignità al lavoro, alla vita di tante persone. Il mio primo pensiero va a Emanuele Vezzù. Non lo conosco, ma non importa. E pensare che in questa regione, in questi ultimi 7 anni, il dato ufficiale, che certamente non nasconde altri numeri, perché non è sempre possibile avere tutti i numeri giusti, parla di 156 suicidi di persone, imprenditori. È una storia che riguarda il nostro paese dove i numeri, ma questa è la regione che ha il più alto numero di suicidi. Questa è una società che si sta suicidando perché non affronta tutta una serie di problemi come si dovrebbe.